San Sebastiano, patrono della polizia locale, e a Venezia è stata celebrata la prima festa regionale del Corpo. Un programma iniziato con il tradizionale alzabandiera in piazza San Marco, proseguito poi in Basilica con la Santa Messa e concluso al Teatro La Fenice con la consegna delle onorificenze agli agenti che si sono distinti in particolari servizi. Il patriarca Francesco Moraglia nell'omelia ha sottolineato il ruolo degli operatori di polizia locale, uomini e donne, ha detto, chiamati a svolgere un'opera al servizio della cittadinanza, lavorando tra la gente in quell'osservatorio particolare che è la vita quotidiana nelle strade, tra bene e male, necessità e bisogni. Un servizio civico che ha bisogno anche di competenza e professionalità. La polizia locale nel suo compito di garante della sicurezza di prossimità, l'evidenziazione del sindaco Luigi Brugnaro. Noi abbiamo armato le nostre forze, le abbiamo attrezzate. Crediamo che si possa fare all'interno della nostra città metropolitana dei coordinamenti più centralizzati, perché abbiamo bisogno appunto della tecnologia, delle telecamere, abbiamo bisogno dell'intervento in maniera assolutamente professionale. E so che ci stiamo muovendo su questo, in tutto il mondo ci sta andando verso questa cosa. Secondo me l'autonomia, al di là delle parole, è questa, è riconoscere il lavoro che viene fatto. Io sono qua per dirvi grazie a voi e a tutte le persone che non ci sono, una bella festa questa, ma una festa che ci tenevamo a fare su un luogo così simbolico, perché ve lo meritate, ce lo meritiamo, i cittadini vi ringraziano. Da parte nostra, io vedo tanti sindaci, oggi tanti sono venuti, alcuni non hanno potuto venire, però so che importanza ha la polizia locale per tutti i sindaci, piccoli o grandi. Noi siamo esposti a qualsiasi tipo di ingiuria, di attacco, noi siamo proprio in frontiera, noi insieme a voi. Non abbiamo tutele di nessun tipo, abbiamo chieste, pensiamo che non sia giusto, però se vogliamo realmente agire per i nostri cittadini, per le nostre famiglie, per i nostri territori, perché siano più sicuri, più belli, più puliti, più agibili, perché poi uno possa pensare di vivere liberamente come vuole, ecco, è importante che il vostro corpo venga sempre più valorizzato nel tempo e penso che noi sindaci saremo sempre al vostro fianco. Una festa regionale a cui hanno presenziato il Presidente del Consiglio Veneto Roberto Ciambetti e l'Assessore regionale della sicurezza Cristiano Corazzari. Sul palco della Fenice l'assessore ha consegnato 29 onorificenze ad altrettanti agenti delle varie polizie locali venete.